Fondazione Opera Immacolata Concezione, 70 anni di storia di accoglienza, ma soprattutto 70 anni di sostegno alle famiglie e in particolare accogliendo le persone anziane, proprio perché i bisogni delle persone che possono essere sole sono quelli di sentire una comunità vicino. E cosa c'è di meglio che creare una realtà accogliente come un villaggio, i villaggi che la Fondazione ha creato, i villaggi Civitas Vitae, dove abbiamo tutte le generazioni, perché andiamo dall'asilo fino ai centenari, un ciclo di vita da 0 a 100. E creare questi ambiti, che sono sostanzialmente i contesti dei villaggi di una volta, sono dove tutte le persone sono protagoniste e proprio chi ha più bisogno trova un proprio aiuto, trova una propria relazione, perché in fondo è la relazione che ci fa stare bene. Essere in queste realtà, far star bene le persone, farle lavorare insieme, vivere insieme, ma soprattutto in contesti che siano accoglienti. Questa è un po' la scelta della Fondazione, creare contesti intergenerazionali e creare poi un punto di riferimento per la società nel suo territorio, proprio perché la comunità possa accogliere anche persone anziane che possono creare dei percorsi di volontariato all'interno di queste realtà. Questi percorsi di invecchiamento attivo, di sostegno alle attività dei ragazzi, come qui all'interno l'educazione stradale o l'attività sportiva. Ma proprio la Fondazione ha questo obiettivo, che la comunità possa essere inclusiva, ma soprattutto partendo da una risposta a chi ha delle fragilità. Pensiamo ai bambini del nostro asilo, pensiamo ai nostri anziani, pensiamo anche a una sanità territoriale che deve poter dare la riabilitazione, la rieducazione alle persone proprio per essere reinseriti, quindi percorsi di post-acuzio ospedaliera. Questa è una realtà che dà veramente risposte a chi ha bisogno e su questo vuol dire essere un grande sostegno per la famiglia, per la società, proprio perché tutti si sentano protagonisti. Quando parliamo di accoglienza di persone anziane, noi abbiamo fatto qui un grande raduno di tutti i centenari. Siamo riusciti ad avere il Guinness World Record, proprio perché siamo i primi al mondo nell'aver raccolto il più grande numero di centenari, proprio perché i centenari più longevi, i più anziani, li abbiamo resi protagonisti, perché abbiamo voluto proprio che per loro ci fosse un segno, tant'è vero che abbiamo anche fatto insieme al senatore De Poli una proposta di legge in Senato perché venga piantato un albero per ogni centenario che compie gli anni in ogni comune d'Italia, così come per un nuovo nato. In questo senso dare proprio il senso delle due generazioni, il futuro quando nasce un bambino e una grande testimonianza per l'ambiente quando un centenario compie i suoi 100 anni. Lavorare in questo contesto, essere protagonisti nel creare queste relazioni dà veramente una grande carica, la carica che si riesce a trasmettere a tutti i collaboratori, perché tutti quelli che sono coinvolti in una relazione poi possono essere testimoni non solo in questo luogo che è anche, e lo sottolineo, anche il luogo di lavoro, ma soprattutto testimonianze di relazione. Tutti quelli che entrano in contatto con la Fondazione poi diventano anche loro testimoni di inclusione e di relazione.